ringrazio l'amico, collega, professor Gianluca Pietrosante per la presentazione bella di oggi. Come ho detto prima, la storia la scrivono i vincitori, però non sempre possiamo prendere tutto per oro colato. Questo libro è una voglia di accendere anche qualche critica sulla storia che ci viene insegnata. Quindi buona lettura a tutti e ringrazio ancora l'amico Pietrosante. Il senso di questo titolo è molto semplice. Noi siamo abituati ad avere una lettura della storia meccanica o marxista, cioè di un eterno conflitto tra le classi sociali e anche in completo divenire, ecco, se vogliamo anche usare le categorie moderne, hegeliane, senza contare il fatto che purtroppo anche l'ideologia sorta nel XVIII secolo ha dato anche una lettura ideologica e quindi soggettivista della storia. Quello che io voglio far risaltare è che prendendo Sant'Ignazio di Loyola, dove insomma fondatore dei Gesuiti, non ha bisogno di presentazioni, in una delle sue meditazioni durante appunto gli esercizi ignaziani ha voluto far riflettere chiunque si accostasse e si accosti all'opera ignaziana il senso della storia dal punto di vista teologico della storia stessa. Ecco, c'è una bellissima frase di San Giovanni Bosco che dice ai suoi alunni nella storia esiste una sola guerra, a favore o contro la Chiesa di Cristo. Ecco. Quindi dando una lettura della storia teologica dove il centro di tutto è Roma, e lo è stato, se pensiamo alla Roma pre-cristiana e alla Roma soprattutto cristiana, ecco. E di questa insomma eterna lotta tra bene e male, che non va intesa dal punto di vista manicheo, cioè di contrapposizione, ecco, ma appunto di una mancanza di bene nell'agire della società e nelle persone. Lepanto, veniamo proprio da Lepanto e riporto l'omelia di un sacerdote a me molto caro, Don Mauro Tranquillo, della Fraternità San Pio X, che qualche anno fa, il 7 ottobre cadeva proprio di domenica, e lui disse che il vero miracolo di Lepanto soprannaturale fu l'ingegno di San Pio V, colui che riuscì ad alleare Venezia e la Spagna. Senza la figura di San Pio V, questo importante Papa, importante anche sotto altri aspetti, non ci sarebbe stata Lepanto e forse la storia avrebbe avuto un corso assolutamente diverso. Ecco. Quindi vedete il ruolo centrale di Roma da questo episodio, ecco, a cui Venezia è stata insomma protagonista, voglio dire.